Siamo con Monsignor Severino Pagani, prevosto di Busto. Oggi 24 giugno, la festa patronale di San Giovanni Battista, una patronale speciale per lei che ieri ha ricevuto la civica benemerenza. Sì, è un giorno molto particolare di cui sono molto grato al Signore perché ho trovato molto affetto da parte delle autorità della città ma anche da molta gente. Questa benemerenza che io non mi aspettavo ma è stata molto gradita perché penso sia un segno per rendere presente quello che io rappresento in questa città e quindi la comunità cristiana, l'insieme delle parrocchie, di coloro che seguono, che vogliono bene a Gesù. In modo particolare in questo tempo è significativo che nella giornata di ieri abbiamo sperimentato molta comunione tra le istituzioni, ogni tipo di istituzione, quelle ecclesiastiche, quelle del volontariato, quelle civili, ed è stato anche molto bello ieri sera un concerto dove le 4 bande tradizionali di Busto per la prima volta, mi dicono, si sono trovate a suonare insieme. È stata una coralità veramente commovente che in questi tempi di fatiche, di dolore e anche di qualche divisione creano comunque lo spirito giusto per affrontare la vita e nutrire la speranza. Ecco, nel suo discorso lei ha insistito appunto sulla collaborazione tra le istituzioni. C'è ancora da lavorare oppure insomma si sono fatti dei passi avanti in questi 10 anni? Io penso che si sono fatti dei buoni passi avanti, un po' è necessario anche dal punto di vista della condizione sociologica della città unire le forze per avere dei risultati comuni, ma poi penso che faccia bene allo stile di vita imparare a superare qualche difficoltà, qualche criticità e a metterci insieme. Questo è anche in qualche modo esigito dall'organizzazione nuova delle opere di volontariato, in modo particolare per la comunità cristiana, da una più moderna attenzione al vivere la carità. Abbiamo fatto diversi passi e gli animi sono proprio propensi a continuare su questa strada.